Recuperare i piatti dei tempi passati quando c'era la fame, questo è il senso di un libro come questo. Quindi è anche una ricerca storica che è stata fatta dalle Pro Loco del Veneto per recuperare quei piatti antichi che hanno superato l'esame del tempo e sono arrivati fino ai nostri giorni. E allora attraverso questi piatti noi possiamo ricostruire un'epoca, cosa mangiavano, come preparavano i piatti, quanta polenta c'era, ce n'era tanta veramente. Però scopriamo anche un'altra cosa, leggendo le ricette capiamo quali erano i prodotti che usavano e scopriamo allora che c'era per esempio il riso che arrivava dall'Oriente attraverso gli arabi, arriva in Sicilia, poi arriva qui a nord alla fine del 400, scopriamo che c'è il baccalà che arriva dalle Lofoten oltre il circolo polare artico, la polenta che arriva dal Messico, quindi la nostra è una cucina che ha saputo unire tanti prodotti di tutto il mondo, trasformati dalla sapienza delle donne di casa in piatti che corrispondevano alla tradizione, al gusto, ai piaceri della nostra gente. La trippa è uno proprio dei gioielli della cucina tradizionale nostra. Un tempo era presente in tutte le fiere paesane. Alla mattina c'è la trippa, c'è anche adesso in moltissime parti, purtroppo è andata un po' calando rispetto al passato. Qui siamo in una zona che l'ha saputo, in un'area che ha saputo conservarla, valorizzarla, perché è ancora un piatto che costa poco, sazia, ma è un piatto che si deve mangiare non da soli ma in compagnia. Le delizie d'autunno che valorizza il marrone di Combà, il marrone Malfanera, lo spiedo dell'Alta Marca, il fagiolo nano di Levada che proprio domenica inaugura la propria manifestazione, la mostra della mela di Monfumo che contemporaneamente adesso inaugura la manifestazione ed è una new entry, chiamiamo così, rispetto allo scorso anno, come un'altra nuova manifestazione, la festa da Poenta di Resana. Tutti eventi che tendono a valorizzare i prodotti del nostro territorio, i prodotti autunnali. Sono 18 manifestazioni, a dire la verità quest'anno ne mancherà una, che è la mostra dei passiti di Re Frontolo, che per le note vicende del Molinetto della Croda, per solidarietà al Presidente della Pro Loco non farà, e noi siamo ovviamente solidali e vicini a questa nostra decisione, ma abbiamo voluto lo stesso segnalarla all'interno del nostro cartello e ci auguriamo che per il prossimo anno tutto sia risolta e ritorni la mostra dei passiti di Re Frontolo.